Buonasera a tutte e a tutti, dober večer, vsem, buonasera, Duc. Io ho l'onore, lo faccio estremamente volentieri, di rivestire questa sera due maglioni. Uno è quello di presentare a nome del libro delle 18.03 questa serata, e lo faccio tanto volentieri facendo parte di questa straordinaria organizzazione. Io ci lavoro poco, però mi sento comunque parte, che coinvolge tantissime realtà del nostro territorio per presentare libri e autori particolarmente significativi ed interessanti, che ci fanno conoscere non soltanto il territorio ma soprattutto gli autori, una certa lettura del nostro presente, fortemente collegata con anche questa nostra specifica realtà del territorio goriziano, appena uscito da questa grande occasione che però ancora dovrà produrre i suoi frutti, che è stata la capitale europea della cultura. Il programma di quest'anno è nutritissimo, molte cose sono già state fatte, con molti di voi abbiamo anche condiviso sabato scorso questa bellissima giornata a Grado, perché oltre ai libri c'è anche il momento dell'incontro e della visita di luoghi particolarmente significativi, cosa che era nata, mi ricordo, in origine con l'idea della Corriera delle 11.03, che voleva proprio dire che si può parlare di testi, di libri, di letteratura, facendo degli incontri e delle presentazioni di autori e di testi, ma è una lettura anche andare a scoprire i luoghi, a godere proprio della bellezza poi straordinaria dell'arte, della storia, della cultura, dell'interesse che ogni angolo del nostro territorio senza confini ci presenta quotidianamente. Quindi veramente per me è un grande onore ringraziare Paolo che mi ha permesso stasera di poter dire due parole di introduzione. Per quanto riguarda chi collabora per realizzare una non facile elenco di cose come quelle che vedete lì, cioè 12-13 iniziative praticamente in un mese, è veramente un tour de force. Ovviamente c'è bisogno della collaborazione di tanti, anzitutto di tutti coloro che fanno parte della equipe del libro delle 18.03 insieme a Paolo Polli, e poi anche i collaboratori, gli sponsor, ci sono i comuni, ci sono diverse realtà, tra queste cito il Kulturni-Dom che questa sera ci ospita, e molti altri che trovate sul foglietto e che non posso stare qua a leggere perché altrimenti staremo fino a domani solo a leggere gli sponsor, però due li devo citare. Uno col sorriso sulla Basilica di Aquileia che naturalmente è sempre attenta a qualsiasi cosa di culturale avvenga in questo luogo. Tra l'altro stiamo organizzando una cosa con Praga che veramente farà parlare, credo, tutta Europa, insomma la ricongiunzione del Vangelo di Marco spezzato nel 1300 e diviso tra Venezia, Cividale e Praga. Ma soprattutto voglio ricordare la Fondazione Roberto Visintin, che è una presenza costante dall'inizio di questa grande avventura del libro delle 18.03 e che curerà naturalmente il premio letterario Roberto Visintin, che sarà presentato sabato 2 maggio alle ore 11.03 come sempre al Giardino Mille Luci di Sagrado, con la premiazione del libro e dell'autore soprattutto che ha vinto questa edizione. Questo per dire, adesso mi tolgo il maglione, me ne metto un altro e spero di non aver dimenticato nulla, insomma. Il secondo motivo per cui sono contento di essere qua è che presentiamo un libro, a mio personale parere, originalissimo e bellissimo. Un libro che si legge anche molto molto volentieri, perché non è un tomo che inizia da una parte e finisce dall'altra, ma è composto da tanti brevi racconti rigorosamente condizionati dal numero delle battute,
che per alcuni questa cosa, scrittori, è una pena perché bisogna fare una fatica immensa per rimanere chiusi dentro quel numero. Per altri, come me per esempio, è un piacere perché se so che devo scrivere 2000 battute, me faccio 2000 battute e non ho la testa che mi parte per andare verso le 10.000. Di che cosa si parla? Adesso ce lo spiegherà la curatrice, che è Maria Elena Porzio, che il libro delle 18.03 conosce molto bene perché si è presentata più volte con i suoi libri in questa occasione. E ci sono comunque tutta una serie di racconti, di brevi racconti, di tanti autori di questa benemerita associazione che è nata 2 anni fa, non fa neanche, proprio curata da Elena, da Antonella Fiaschi, che questa sera non può essere presente per motivi di salute, da Cristina Cristofoli, che insomma, e da tanti altri, chi più attivo, chi meno, che si riuniscono in questa associazione degli scrittori del Friuli Venezia Giulia. È una bellissima cosa che non fa solo poi libri e presentazioni di libri, ma anche tantissime attività di divulgazione e di incontro, ma ce ne parleranno maggiormente loro. E il libro poi lo potrete acquistare, questa sera ne parleremo noi 3 fondamentalmente, magari ci sarà anche la possibilità di avere alcuni interventi, ma ci sarà soprattutto la possibilità di ascoltare alcuni di questi racconti con la lettura, che conosciamo assai bene, di Enrico Cavallero, artista, attore e amico di diversi decenni addietro. Cosa? Sì, ricordo bene, mi segnalava il dulcis in fundo, ma non lo dimenticavo. Quindi, primo tempo, secondo tempo, terzo tempo, come sempre, ci sarà la possibilità di gustare un buonissimo vino che è offerto da una delle ditte, aziende, le 2 terre, ma poi ci verrà presentato specificamente, che fanno parte del Cerchio Rosso, e il referente di questa iniziativa straordinaria che mette insieme 34, mi sembra, tra aziende e cantine con le eccellenze dei vini del Collio e del Sottocollio, è Fares, che ci dice 2 parole proprio per spiegarci questa iniziativa, mentre alla fine ci parlerà chi materialmente oggi ci offrirà un buon bicchiere di vino. Prego. Bene, grazie mille. Allora, una piccolissima precisazione: non sono loro che fanno parte di Cerchio Rosso, è che Cerchio Rosso che ha creato questa piattaforma che raccoglie i produttori. Okay? Quindi noi abbiamo creato questo piccolo linguaggio che va a racchiudere delle realtà territoriali, quindi Colli orientali, fra poco anche il Verdà, per raccontare quello che hanno queste piccole realtà, piccole o grandi che siano, da dire, e lo traduciamo in 4 lingue e lo diamo a disposizione di tutti con un'app che si chiama Cerchio Rosso. E quindi è una piattaforma implementata dai produttori che ci fanno davvero un piacere immenso da farsi rappresentare, diciamo, da noi, e poi noi lo restituiamo agli utenti tramite l'app con un linguaggio molto semplice. Oggi ci sarà Cora, che è l'azienda delle 2 terre, un'azienda estremamente particolare perché intanto non ha un sito web, okay? Quindi lì, ecco, io quando vedo Cerchio Rosso, che ecco, è un modo anche per riconoscere e trovare un'azienda che non ha bisogno di essere conosciuta assolutamente. Io vivevo in Umbria e mettevo da parte dei soldini per andare a mangiare a un piccolo ristorante al Postiglione, si chiama, e lì è la prima volta che bevo il vino loro, che è Sacra Sassi si chiama. Quindi è un'azienda piccolissima che fa vini biologici senza la certificazione, no? Dici perché? Perché 3 ettari qualcosa, e il Collio, io mi sono chiesto quando sono arrivato in Friuli, dicevo, ma perché i colli orientali sono a occidente rispetto al Collio, no? Io pensavo che i colli orientali dovrebbero essere più oriente possibile, no? Verso il confine. E per la verità è che il confine Italia-Impero-Austro-Ungarico era il fiume Iudrio, e la parte più orientale erano proprio i colli orientali, e poi dopo l'annessione anche del Collio,
Scoglio noto per la Ponca, quel terreno Marna Arenaria, che anche loro hanno benissimo in piena, quindi la loro produzione su Marna Arenaria, in semicollina. Ci sono due frasi per presentarla, io stavo pensando come spiegarvi quello che succederà dopo. La prima è di Ariosto, quando a un certo punto comprò una casa non tanto piccola e scrisse sull'ingresso Parvas ed apta a me, no? Cioè piccola ma adatta a me, su cui nessuno vanta diritti, decorosa, comprata con denaro mio. Okay? La seconda è proprio per quel modo di essere con i fagli biologici, non volendo il timbro sopra, e dice: questi sono i miei valori, bene, se ti piacciono bene, altrimenti ne ho tanti altri. Okay? Quindi quelle aziende timide, riservate, spero facciate tante domande ancora. Buon ascolto e ci vediamo dopo. Bene? Uso il microfono? Va bene, uso il microfono. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere così numerosi. Sempre un piacere vedere un pubblico numeroso come questo, ma so che qui al libro delle 18.03 funziona bene. Ricordo anche l'altra volta c'era un bel po' di gente. Allora, cosa devo dire di questo Atlante immaginario che ho curato? È un'opera collettiva e forse prima di parlare dell'Atlante devo spendere 2 parole per dire che cos'è l'associazione. L'Associazione Scrittori Friuli Venezia Giulia sostanzialmente nasce come un gruppo di amici attorno al tavolo di un bar, bevevamo un buon bicchiere di vino rosso a Udine, più o meno tutti di Udine, e tutti avevamo la passione per la lettura, per la scrittura, tutti avevamo pubblicato qualche cosa, eravamo in 8. Non ricordo a chi venne l'idea di dire: vabbè, ma perché non facciamo un'associazione, perché non facciamo qualche cosa tra di noi per confrontarci, perché Antonella, che è la nostra presidente e di cui vi porto i saluti, avrebbe dovuto esserci anche lei qua, ma è influenzata. Dice sempre: la scrittura è un atto solitario tendenzialmente che si fa insomma in solitudine, però poi il confronto ha bisogno anche di quello che pensa il lettore riguardo a quello che è scritto. E quindi nasce questa idea, eravamo in 8, il nono l'abbiamo beccato per strada uscendo dall'osteria, l'avvocato Mente, anche lui grande appassionato di lettura e di scrittura, e nasce questa cosa che inaspettatamente, perché siamo nati 2 anni fa, è decollata e in poco tempo da 9 siamo arrivati ad essere oggi più o meno in 120, un po' di più di 120, e siamo tutti autori e autrici del territorio. Qualcuno non è del Friuli Venezia Giulia, sono insomma soci, amici, però diciamo che il 95% sono tutti autori e autrici del Friuli Venezia Giulia. Tutti hanno pubblicato con casa editrice, perché l'unico vincolo, mettiamola così, l'unico filtro che abbiamo chiesto è stato quello di aver pubblicato con una casa editrice, non con un self-publishing, insomma non con Amazon. E però la deroga l'abbiamo voluta mettere per i giovani, abbiamo detto ai giovani under 25 che ci sta che non abbiano mai pubblicato, proprio perché sono giovani, magari hanno la passione della scrittura, ma a 25 anni tutto puoi fare tranne che forse trovare un editore che ti pubblica. Per loro invece l'importante è che ci dimostrino che amano scrivere, amano leggere, l'iscrizione è gratuita e libera. Nasce questa associazione, come dicevo, decolla da 2 anni, quest'anno anche di nuovo saremo al Salone del Libro di Torino, nello stand del Friuli Venezia Giulia. Siamo lì, presidiamo, rappresentiamo tutti gli autori e le autrici dell'associazione, e quest'anno porteremo anche questo libro. L'idea che a me è venuta di fare un libro che alla fine è una voce corale che racconta il territorio della mia regione, da nord a sud, da est a ovest, è stato perché in realtà io anni addietro, con un'altra casa editrice, non con Gaspari, avevo curato la guida narrativa di Udine,
che sostanzialmente nasce con un concetto simile, quindi raccontare il genius loci di una città, raccontare i profumi, la voce di una città, con un'opera che non è una guida turistica, perché guide turistiche ce ne sono tante, del Friuli, di Udine, di ogni città di questa regione, ma con uno spirito diverso, quindi non necessariamente guidare il lettore a guardare quel luogo, a visitare quel museo, ma semplicemente fargli un po' respirare l'atmosfera di quel luogo là. E quindi la guida narrativa di Udine era andata molto bene, ho detto siamo in tanti, siamo un centinaio, proviamo a lanciare, come si dice, una call, vediamo se la gente, gli associati, le associate rispondono e facciamo una cosa simile per la regione, quindi con un respiro più allargato. E quindi noi abbiamo una chattona, no? Una chat dove siamo tutti dentro, quindi siamo tantissimi. E lanciamo questa idea, l'idea viene subito accolta con entusiasmo e praticamente in 2 o 3 giorni c'erano già 40 tra autori e autrici che si erano resi disponibili a scrivere un raccontino, insomma, massimo 5.000 battute mi sembra di ricordare, o 3.000 o 5.000, adesso non lo ricordo perché ne ho curati diversi volumi. E a quel punto lì si poneva il problema di cosa raccontare della regione. È una regione che Ippolito Lievo diceva un piccolo compendio dell'universo, c'è tutto, abbiamo il mare, la montagna, i laghi, abbiamo i colli, abbiamo la storia, l'archeologia, abbiamo la modernità. Allora ho detto forse è meglio che interpelliamo la persona più adatta, che è una guida turistica del Friuli Venezia Giulia, perché oltre al fatto che questa mia amica, che è Raffaella Grasselli, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di conoscerla, che è una guida della regione, oltre a selezionare i posti, ha fatto anche una cosa in più, ha cercato i posti forse meno conosciuti, alcuni di quelli che potrebbe anche essere che non li trovi nelle guide turistiche, però sono luoghi come per esempio il riparo di Biarzo, mi viene in mente quello, è un riparo preistorico, che non è così scontato trovarli magari su una guida turistica. E poi Raffaella Grasselli, che io non smetto mai di ringraziare ogni volta che parlo di questo volume, ha avuto un'altra idea geniale, che è stata quella di pensare a questo libro inizialmente come una margherita, dove il punto di partenza centrale era Udine. Udine perché noi siamo nati a Udine, eccolo qua, ciao Davide, perché è entrato un ragazzo che conosco, il figlio di Antonella, la nostra presidente, perché volevamo anche omaggiare, insomma, la città dove noi viviamo. E quindi Raffaella che cosa ha fatto? Ha immaginato dei percorsi che partono da Udine e come dei petali a Udine ritornano, e lungo questi 9 percorsi, che sono percorsi che si possono fare in una giornata, in macchina, ma anche in bicicletta o con la moto, si visitano o si possono visitare o semplicemente si possono visitare con la mente, con l'immaginazione, ascoltandoli, perché poi vi dirò un'altra cosa. Ci sono questi percorsi e quindi si parte da Udine e si scopre questo fiore che è il Friuli Venezia Giulia. 9 percorsi che sono 9 percorsi tematici, perché c'è la via delle piazze, la via dei sassi, la via del mare, e per esempio nella via delle piazze non poteva naturalmente mancare la piazza di Palmanova o la piazza del Popolo di Torviscosa. Quindi sono stati un po' anche scelti seguendo dei percorsi tematici, la via dei borghi, per esempio, racchiude anche Coffabro, dove ha scritto l'Anna Valerugo. Insomma, la Raffaella ha pensato di dare anche un po' questa forma e quindi sono nati questi racconti. Un'altra particolarità è che proprio perché io lavoro in una fondazione in cui facciamo dell'accessibilità e della bibliovarietà un po' la nostra mission, io lavoro per Fondazione Radio Magica,
anzi lavoro con uno staff di persone in Fondazione Radio Magica, abbiamo pensato di renderlo anche un libro da poter ascoltare, che in realtà non è proprio un audiolibro, perché ognuno di questi percorsi all'inizio della pagina ha un proprio QR code e quindi uno può ascoltare il singolo percorso, quindi se va in bicicletta inquadra, magari deve andare a grado e ascolta il podcast che da Udine lo porta o la porta a grado. Quindi è anche un Atlante che si può ascoltare per questi 9 percorsi. È nata l'idea un po' così quando l'abbiamo proposta all'editore Gaspari, che è un editore del territorio. Io volevo fortemente un editore del territorio e lui si è subito innamorato del progetto e ci ha subito adottati, quindi ha detto sì, questo libro lo voglio fare io. E poi è stato un piacere curare, anche perché non è stata assolutamente una fatica, tutte queste voci, ognuna delle quali ha raccontato un piccolo pezzetto della nostra regione. E adesso magari qua abbiamo 2 autori che ci racconteranno qualcosa della loro esperienza. E ci sono le poesie. Ecco, un'altra cosa, anzi 2 cose. Vi ho detto che noi abbiamo un nutrito gruppo di giovani che per me sono veramente la nostra risorsa più preziosa. Uno dei giovani è qua, che è Davide, e la copertina è stata fatta da un ragazzo giovane, uno dei nostri under 25, Mattia Cumini, che si diletta anche ad illustrare ed è bravissimo. E poi ci sono all'inizio di ogni percorso le poesie di Elia Trentine. Noi abbiamo un altro piccolo gioiello nella nostra associazione che forse era il più giovane, mi sa che adesso è arrivato qualcuno che è più giovane di lui, ma lui, come ha compiuto 18 anni, si è iscritto. È un poeta, un giovanissimo poeta, tra l'altro anche abbastanza riconosciuto, direi, comincia già ad avere un nome, e lui ha prodotto 9 poesie, ognuna di queste poesie apre uno dei 9 percorsi. Adesso magari lascio la parola a Cristina, o vogliamo far leggere? Sì, adesso la scaletta prevede una lettura, quindi ascoltiamo il primo di questi racconti. La consegna. Si era svegliato parecchie volte nella notte e ora non riusciva a riprendere sonno. Il silenzio della camerata era rotto solo dal fruscio delle lenzuola di qualcuno che si rigirava nella branda e dal placido russare del commilitone che dormiva alla sua destra. Aveva poca voglia di alzarsi, ma la spinta a verificare che il pacchetto che gli era stato affidato fosse ancora integro e dove lo aveva riposto ebbe il sopravvento. Scivolò fuori dalla branda. Allentò le cinghie della tasca dello zaino, lo prese in mano e lo scosse con delicatezza. Udì, come era accaduto il giorno prima, un leggero sciabordio, segno che il piccolo fagotto conteneva un'ampolla con del liquido. Tornò a letto, incrociò le mani fra la nuca e il cuscino e con gli occhi aperti a fissare un soffitto divorato dal buio della notte, riavvolse il nastro del ricordo del giorno avanti. Soldato Marconi, affidiamo a lei l'alto compito di custodire questo involucro e di portarlo domani con il treno della mattina al luogo di destinazione che a breve le indicheremo. Non dovrà aprirlo per nessun motivo, il contenuto è delicato e di enorme valore. Domande non ne aveva fatte, anche se 1000 interrogativi gli erano balenati in mente. Essere un soldato, seppure in tempo di pace, gli aveva insegnato che sarebbe stato detto solo ciò che doveva sapere, che nessun quesito sarebbe stato necessario né opportuno. Alle luci dell'alba, prima che la camerata si svegliasse, aveva già confermato il suo sospetto, sollevando un lembo della pesante carta che avvolgeva il pacchetto, che l'enigmatico involto contenesse semplicemente una bottiglietta con dell'acqua, ma seguitava a non spiegarsi il senso di quell'incarico e continuava a chiedersi il motivo di tanta segretezza e perché avrebbe dovuto trasportare quell'involucro in terra friulana fino al colle di Medea. Queste e altre domande non lo abbandonarono nemmeno durante il tragitto in treno, che fece in compagnia di altri soldati che salivano sul convoglio alla spicciolata lungo tutto il percorso,
Alcuni stringevano fra le mani un contenitore simile al suo, altri custodivano fagotti di diversa forma e nonostante la missione fosse comune, nessuno parlava, sicché nemmeno in viaggio la sua curiosità fu appagata. Finalmente la corsa del treno ebbe fine e iniziò un lento pellegrinaggio verso la sommità del colle. La destinazione apparve subito chiara, dato che già dai piedi dell'altura si vedeva svettare una serie di pilastri di un colossale recinto marmoreo e al centro era posta un'urna che serviva a raccogliere come un dono quelle centinaia di pacchetti che avevano attraversato il paese per essere riuniti all'interno dell'ara. Il soldato Marcon seppe così che le terre prelevate da più di 800 cimiteri di guerra italiani e stranieri e le ampolle contenenti le acque dei mari Ionio, Tirreno e Adriatico, teatri di innumerevoli battaglie, sarebbero state custodite per sempre in quel luogo, Ara Pacis Mundi, in ricordo dei caduti di tutte le guerre. In quell'andirivieni di gente che consegnava i preziosi involti, mentre assisteva al rito, vedeva riversare le terre liberate dai fagotti nel vaso, collocare le ampolle all'interno dell'urna, avvertì la profonda stanchezza dovuta al lungo viaggio, sicché conclusa la cerimonia si sentì svuotato ed esausto, incapace di cogliere appieno il senso di ciò che era accaduto e la grandezza dell'impresa che aveva contribuito a portare a termine. E gli era rimasta quindi una sensazione di incompiutezza, il desiderio di rivedere e rivivere quel luogo in solitudine, senza il clamore della cerimonia, la confusione della folla. A notte fonda, quando il terrapieno dell'Ara Pacis era ormai deserto, tornò sui suoi passi e salì la scalinata del colle. Un vento fresco e leggero si incuneava fra i grandi pilastri. Si avvicinò all'urna e appoggiò la mano sulla superficie di legno e bronzo e in quel preciso momento divenne l'odore acre di quelle zolle e fu il colore cupo della profondità degli abissi. Fu milioni di corpi coperti dalla terra e quelli inghiottiti dal mare. Fu il fango, il freddo e la paura. Fu il mozzicone di una sigaretta passata di mano in mano e centinaia di sguardi smarriti. Fu tutte le atrocità e le violenze del mondo, le domande poste fra le lacrime e nessuna risposta, fu il sangue e l'orrore, fu il sorriso regalato per infondere coraggio, fu il rombo del cannone, il tuono delle notti di pioggia, fu le imprecazioni contro un destino atroce e presente e le invocazioni a un Dio assente e lontano. Fu un cucchiaio di latte prestato a un pranzo condiviso, fu le urla, i canti e le parole sussurrate. Fu scarponi pesanti e piedi bagnati, divise troppo leggere, coperte gelide. Fu ciascuna di quelle vite incompiute, di quei sogni svaniti. Fu volti segnati e occhi che avevano visto troppo. Fu ogni giovinezza perduta, la disperazione dell'abbandono e il calore di un abbraccio. E quando fu tutte le cose, si sedette ai piedi dell'urna, prese il volto tra le mani e pianse per le guerre passate e per quelle ancora a venire. L'odio produce morte, l'amore genera vita. Ara Pacis Mundi, Medea, 6 maggio 1951. Bene, questo era un racconto dedicato appunto all'Ara Pacis Mundi di Medea, che per esempio io ignoravo esistesse prima della realizzazione di questo volume. Cristina, vuoi dire tu 2 parole? Sì, vabbè, io gioco in casa, ovviamente, vivo qua a Capriva da ormai tantissimi anni. Io sono arrivata a Gorizia per Scienze Internazionali Diplomatiche e poi l'ho scelto come mio posto dell'anima. Io ho scelto di raccontare una storia, ho accolto con grande piacere l'invito ovviamente a scrivere anch'io qualcosa per la mia terra, e ormai per me la mia terra è l'Isontino, e l'ho accolto volentieri anche perché invece io, come Andrea, sono una di quelle che apprezza lo stile dei racconti, uno stile che in realtà in Italia
non è così diffuso. Nel mondo anglosassone i racconti e le raccolte di racconti sono molto apprezzati, in Italia un po' meno, e spesso si sottovaluta la difficoltà di scrivere racconti, perché magari in un romanzo ci si può anche permettere di avere dei capitoli o delle pagine sottotono, un po' di sbrodolare, in qualche modo si rimedia. In un raccontino tanto più è breve, tanto più ogni parola deve essere giusta, ha il suo peso, il suo perché, e poi devi trovare una storia che abbia un inizio e una fine in poche pagine. Insomma, è molto più insidioso il racconto, sì, sicuramente più insidioso. E vabbè, io ho scelto un racconto sul Castello di Spessa, che ovviamente a Gorizia tutti conoscono, che è un posto bellissimo, e ho preso spunto da fatti storici, cioè come sapete il Castello di Spessa era anche molto amato dal Casanova, che ci ha passato un paio di vacanze, andava ospiti del conte, e la storia dice che in realtà, vabbè, se inviti Casanova cosa vuoi aspettarti? Ha avuto un flirt con una delle cameriere, e voi dite vabbè, ha avuto un flirt con la cameriera, sì, ma pare che la cameriera fosse in realtà l'amante del conte, e quindi il conte non se l'è presa affatto bene, anzi alla fine sono arrivati alle mani e ha cacciato il Casanova. Quindi questo è il fatto storico, e che io in realtà non ho citato perché il senso di questi racconti era di scrivere qualcosa di fantasia, quindi non un Deplian o una guida turistica classica dove racconti. E quindi ho raccontato una storia un po' beffarda, la storia di un'alleanza, una storia di equivoci e di seduzioni, e la storia di un'alleanza tra due donne che un po' si prendono gioco, organizzano una beffa a danno, diciamo, di un uomo un po' troppo galante. E mi sono un po' immedesimata in una situazione che in realtà capita spessissimo a tutte le giovani donne che iniziano la carriera, che è quella di avere un capo un po' troppo, diciamo, che fa delle avance un po' troppo insistenti, e tu sei assunta alle sue dipendenze, quindi non sai bene come muoverti, perché se lo respingi ti metti nei guai, ma sfida e corda ti metti nei guai uguale. Quindi insomma questo era il contesto, e ho pensato che questa ragazza, con in realtà la moglie del titolare, che si dimostra molto brillante, si vendicano un po' del modo di fare da Casanova, di questo amante da strapazzo, insomma. Quindi la mia è una storia un po' simpatica, beffarda, ecco. Ditemi se si passa subito adesso alla lettura, o se puoi dire tu, Andrea, qualcosa. Tu hai scritto peraltro 2 racconti, sì. Allora spendi anche tu 2 parole sui tuoi 2 figlioli. Ma intanto volevo dire che questo libro è bello perché è diversissimo, cioè ogni racconto ha uno stile, esprime un modo talmente diverso dall'altro di esprimersi che è veramente impressionante, ma quando lo si legge nell'insieme si ha l'impressione di una profonda unità, mai messi d'accordo, perché nessuno si è messo d'accordo di nulla, se non del numero delle battute, appunto. E quindi questo è un elemento, a mio parere, bellissimo di questo libro, questa diversità che poi si fonde in un'unità di visione di questa meraviglia che è la nostra regione. Ci sono diversi racconti anche della nostra zona, questo di Medea l'abbiamo sentito, poi si parla di Gorizia, Luana De Francisco ha scritto un bel testo su Gorizia, di Grado, di Aquileia, cioè si parla un po' di tante cose anche di questa nostra terra. Io ne ho scritti 2 raccontini, uno sull'ipogeo celtico di Cividale, così è un piccolo giallo storico, e l'altro invece, su cui mi soffermo un attimo in più, su San Martino del Carso, perché quando Maria Elena ci ha proposto di scrivere, ha mandato un lungo elenco di luoghi che erano stati scelti con l'aiuto della guida, e poi ognuno doveva dire quali sceglieva. Io per la verità San Martino del Carso l'ho scelto subito, invece dopo l'altro era perché era rimasto di risulta. Esatto, mancava chi lo facesse, allora volentieri mi sono addentrato, anche perché è un luogo talmente affascinante che
ne valeva la pena, insomma. E di San Martino del Carso ho semplicemente immaginato la storia di un ungherese nato nell'epoca del 56, insomma, che vive in Ungheria ascoltando da bambino le storie del nonno che era stato a combattere a San Martino del Carso, e che gli raccontava sempre in particolare di un albero che si trovava in mezzo alle trincee e che era rimasto lì in mezzo alla baraonda completa di massacro che si svolgeva, e che poi questi commilitoni di questo suo nonno l'avevano portato in Ungheria per ricordarsi di questo evento, e l'avevano portato in un museo. Ma questo nipote non sapeva tutte queste cose, ma si ricordava prima del nonno che gli parlava di questo, poi si era dimenticato completamente, come succede quando si diventa grandi, e andando per caso una domenica a vedere il museo aveva visto quest'albero e gli era venuta voglia di andare a vedere dove aveva combattuto il suo nonno, insomma. Ed è arrivato a San Martino del Carso, si parla del paese in cui tutti lo conoscono per Ungaretti, che ovviamente viene citato, ma anche per la bellezza di questo paese, che è un paese interessante, affascinante, soprattutto la gente che insomma, io conosco abbastanza bene il mondo di San Martino del Carso. Una volta che entri oltre una certa coriaceità carsica, si entra in un mondo pieno di accoglienza e direi anche di poesia. Non a caso c'è la trattoria dedicata al poeta. E poi gli indicano come andare a piedi da San Martino fino alla cima di San Michele, e che passa, a un certo punto scopre di essere proprio nel vallone dell'albero isolato. Ecco, il racconto è più bello di come ve l'ho raccontato. Comunque. Dell'associazione scrittori è che ognuno di noi ha un suo stile e anche un suo genere preferito, quindi c'è chi scrive di fantascienza, chi romanzi storici, chi come me tendenzialmente di viaggio, ed è questo che rende molto ricco il confronto e rende, cioè, un'associazione veramente plurale nel senso più vero del termine, quindi ognuno filtra con i suoi occhi e con la sua sensibilità il mondo che lo circonda, ed è anche interessante tra di noi leggerci e scambiarci delle impressioni, insomma, quindi è anche un percorso per tutti di crescita, di formazione, di arricchimento reciproco. Diciamo che poi anche è servito per conoscere, credo, per ognuno di noi un po' di più la nostra terra, perché come ho detto io, per esempio, la Rapacis Mundi non la conoscevo, ma anche per esempio Toppo di Travesio è un racconto che io trovo sublime di Luca Quarin, mi ha fatto scoprire, insomma, un pezzettino di Friuli che in realtà non conoscevo, e poi l'associazione è anche l'occasione per conoscere altri autori e autrici, perché capita tante volte che vedi presentazioni di libri, li senti nominare ma non li hai mai visti, incontrati di persona. E invece noi abbiamo voluto fare anche questo, abbiamo voluto anche organizzare degli eventi, li chiamiamo collettivi, no? Dove chiamiamo, insomma, un po' a rapporto tutti quanti chi vuole partecipare, proprio per conoscerci, per scambiare quattro chiacchiere, tu cosa stai scrivendo, con chi pubblichi, ti sei trovato bene con la casa editrice, insomma c'è un mondo veramente dietro ognuna delle opere che noi dell'associazione abbiamo pubblicato, e quindi il confronto è sempre costruttivo ed è sempre importante. E mi sono anche accorta che fare questa associazione ha significato fare massa critica, cioè riuscire a muovere qualcosa che probabilmente nessuno di noi da solo o da sola avrebbe potuto fare. Già il fatto che, insomma, siamo stati invitati ad essere presenti nello stand del Friuli Venezia Giulia, siamo a fianco dell'associazione, l'altra che è quella degli editori del Friuli Venezia Giulia, perché qua abbiamo la mania di associarci, quindi c'è anche l'associazione editori Friuli Venezia Giulia, ma è bellissima questa cosa, cioè l'idea di fare comunità, di mettersi insieme e di affrontare quelle che possono essere le difficoltà del caso insieme. Secondo me fare massa critica è sempre una buona cosa.
Poi ovviamente ognuno di noi ha anche un altro lavoro, perché questo lo sappiamo che in Italia di scrittura non si vive, quindi sì, ognuno di noi porta anche il suo arricchimento professionale. Sì. Certo, allora ascoltiamo il secondo racconto. Tra leggenda e realtà. C'è chi dice che la pianta a forma di stella nacque da un sogno, altri credono all'antica leggenda di un ragno che pare ispirò l'idea geniale. Tanto tempo fa, quando i confini della Serenissima Repubblica di Venezia erano minacciati da guerre e invasioni, nacque l'idea di costruire una città che fosse fortezza, rifugio e meraviglia tutto insieme. Il suo nome all'inizio era semplicemente Palma. Correva l'anno 1593 e i veneziani, maestri di mare e di sapere, avevano bisogno di presidiare il territorio a nord-est minacciato su più fronti. Ma si sa come sono i veneziani, volevano qualcosa di mai visto prima, un'opera che fosse perfetta come un disegno geometrico, ma solida come un castello e, perché no, bella come un'opera d'arte. Come fare? Venezia incaricò i suoi uomini migliori per studiare il caso, ma erano passati mesi e idee proprio non ne venivano. Accadde che una sera, colti alla sprovvista da un forte temporale, i 5 provveditori incaricati si rifugiarono in una vecchia cappella della campagna friulana. Tra loro vi era anche Marcantonio Barbaro, il più anziano, saggio e rispettato, e per inciso anche colui che avrebbe dovuto scegliere il punto esatto in cui fondare la nuova città fortezza. Mentre i 5, infreddoliti e stanchi, aspettavano che la tempesta passasse, la porta della chiesetta all'improvviso si spalancò. Il vento entrò con violenza spegnendo tutte le candele. Calò il buio. E ora che si fa? Disse uno dei 5 mentre fuori la tormenta continuava. Non abbiamo nemmeno un acciarino. Si aspetta l'alba, disse Marcantonio sbadigliando. Forza, riposiamoci. Così dicendo si distese su una panca e prima di tutti gli altri si addormentò. Passò la notte e alle prime ore della mattina una luce rosa entrò dal rosone sopra l'altare. La tempesta era passata e poco alla volta si svegliarono tutti tranne Marcantonio che continuava a dormire beato. «Ehi, guardate!» disse uno dei provveditori, indicando l'enorme tela di ragno che come un velo ricopriva il volto dell'uomo. L'ingegnere del gruppo, che era pure architetto, si avvicinò. Osservò la struttura geometrica a spirale, tessuta con fili invisibili, un vortice di tale bellezza che avrebbe risucchiato chiunque. Fu allora che ebbe un'illuminazione. «Ci sono! La perfezione che cerchiamo per la fortezza sta nella natura!» «Spiegati meglio», disse Marcantonio, che nel frattempo si era svegliato e stava cercando di togliersi quella roba dalla faccia. «Possiamo costruire una città a forma di stella, fatta di simmetrie, cerchi e linee che si intrecciano come i fili di questa tela. A tutti parla un'idea geniale. Per mesi si discusse, si progettò, si misurò, si disegnò e infine il 7 ottobre 1593 si tracciò il primo solco sul terreno. 9 sarebbero state le punte della stella che avrebbe circondato la città con alte mura, 6 i lati della piazza centrale e 3 le contrade corrispondenti alle porte d'uscita verso Udine, Aquileia e Cividale del Friuli, porte che si sarebbero aperte verso il mondo a orari prestabiliti e chiuse al tramonto per proteggere gli abitanti. Sotto la fortezza sarebbero state scavate decine e decine di gallerie, alcune delle quali all'occorrenza potevano essere minate e fatte esplodere per danneggiare il nemico in avvicinamento. Nel 1611 al centro della grande piazza si posizionò un basamento in pietra d'Istria con 3 pere da pozzo, simbolo della vita e dell'acqua che scorreva tra le mura, e sopra il basamento vi era uno stendardo che si innalzava fiero, sventolando la bandiera della Serenissima. Beh, che la storia sia verità o leggenda poco importa. Palmanova
È una delle città fortezza più affascinanti d'Europa, oggi patrimonio dell'umanità e sito UNESCO. Nei secoli ne hanno parlato e scritto studiosi, esploratori, poeti, descrivendola come un piccolo miracolo dell'ingegneria. Il suo standardo è ancora lì, al centro della piazza grande, e nei secoli ha portato il gonfalone di San Marco, la bandiera francese, l'aquila asburgica e infine il tricolore italiano. Il pennone è alto 28 metri e per i palmarini, così si chiamano gli abitanti di Palmanova, è un simbolo che veglia sulla città, testimone silenzioso del tempo e della storia che l'ha attraversata nei secoli. Questi racconti, come diceva Maria Elena prima, sono belli da leggere, ma sono anche molto belli da ascoltare, perché se vengono letti in questo modo veramente entusiasmante, direi. Sì, già sentite questa diversità di cui parlavamo prima, per cui c'è il racconto che ci parla di una situazione particolare come quella della rapace di Medea, c'è un racconto che ci parla della nascita, le iziologie, si dice, no? Quali sono le cause immaginarie per le quali nasce una città. E ha sentito Cristina che ha scritto un racconto a mio parere molto divertente, oltre a essere interessante, quindi ognuno ci ha messo un suo particolare spirito. Quello di Toppo che citava prima Maria Elena, anche per me è stato forse quello che mi ha un po' colpito di più, se vi capita. Però prima di dirvi di andare a leggere quello, io suggerirei di leggerlo tutto il libro, dall'inizio alla fine. Veramente, lo si mette sul comodino la sera, si legge 1 o 2 racconti ogni sera, non si fa nessuna fatica, nessun impegno, non impedisce nessun'altra attività. Ma è bello leggerlo tutto insieme, perché altrimenti non si capisce pienamente quello che diceva all'inizio Maria Elena, cioè questa Margherita, questo andare e tornare a cerchi concentrici intorno al centro anche geografico della regione che è Udine, ma spaziando con un sistema che è volutamente da una parte immaginario, ma dall'altra anche un invito ad andare a visitare i luoghi di cui si parla. È una guida questo Atlante, ma non è una guida come tutte le guide in cui si scrive e si descrive una realtà, ma nello stesso tempo lo è anche. Quindi attraverso l'immaginazione si ha la pretesa di poter suggerire o invitare la persona che legge a prendersi la domenica pomeriggio la macchina ed andare poi a visitare quel luogo, perché questo è l'esito naturale della lettura di questo libro. Sì, io poi a costo di risultare noiosa, ma proprio per una questione mia di correttezza, preferisco sempre leggere tutti i nomi di tutti gli autori, perché non siamo mai riusciti, a parte una volta sola, quindi quando l'abbiamo presentato ufficialmente a Udine al Teatro San Giorgio, lì c'eravamo tutti, ma poi proprio perché ognuno di noi ha impegni di lavoro, alle volte per esempio uno degli associati adesso so che è in cammino a piedi perché sta raggiungendo la prossima dunata degli Alpini, ha pensato bene di partire a piedi dal Pordenonese dove vive, quindi so che sta camminando da qualche parte. Quindi ognuno di noi ha insomma la sua vita, però io credo che sia giusto sempre ricordarli tutti e con l'occasione magari anche ricordare i luoghi. Allora, abbiamo detto che sono 9 vie, c'è la via della natura e tutte partono con un racconto su Udine. La via della natura parte con un racconto dedicato a Udine e ai giardini del Torso, scritto da Mattia Cumini, Il Paradiso Perduto. Poi abbiamo Edi Fabris che ha scritto su Cormons, sulla collina della Subida, Nostalgico ritorno, Vino, amore e altre fantasie di Cristina, una sinfonia di colori di Roberto De Biagio ambientato nell'abbazia di Rosazzo a Manzano, e non potevamo tralasciare il Bosco Romagno, Colli Orientali, quindi un racconto di Stefania P. Nosna.
Poi abbiamo la Via della Storia e lì abbiamo di nuovo Udine, però Museo di Casa Cavazzini, ancora Mattia Pumini. Poi abbiamo Gorizia, quindi il racconto di Luana De Francisco, Quando si vive sul confine. Un racconto di Roberto Kovacs sulle foci dell'Isonzo. Un racconto di Simonetta Lucchi su Doberdò del Lago. Il racconto di Andrea Peter Kovacs e il valloncello dell'albero isolato, e quindi dedicato diciamo a San Martino del Carso, e la consegna, quello che abbiamo ascoltato prima, dedicato al Colle di Medea di Antonella Fiaschi. Poi abbiamo la Via delle Piazze, e qui abbiamo un racconto dedicato a Piazza Libertà a Udine, la piazza veneziana più bella d'Italia di Alessandro Bagnoli. Poi abbiamo quello che avete appena ascoltato, Tra leggenda e realtà, quello l'ho scritto io, dedicato a Palmanova. L'Anello di Mercurio, scritto da Paola Zoffi e dedicato ad Aquileia, in particolare al foro di Aquileia. Barbara Ruano ha scritto Di Grado, Campo dei Patriarchi, e Antonia Culdil ha scritto un racconto dedicato alla Piazza del Popolo di Tor Viscosa. La Via del Mare, intuitivamente porta al mare, ma Udine non ha il mare, e quindi il primo racconto parte con una storia ambientata alla Galleria Tina Modotti, che oggi è una galleria fotografica a Udine, ma all'epoca era il vecchio mercato del pesce, e l'ha scritto Claudia Sfilli. Poi abbiamo un racconto di Roberto Mete, che è il nono associato dei soci fondatori, quello che abbiamo acchiappato per strada quel giorno fatidico, L'Americano e la vecchia pescheria, dedicato a Marano Lagunare, anche qua vecchia pescheria. Poi abbiamo Maria Daris, che ha scritto sulla riserva naturale Foci del fiume Stella. Natalina Odorico ha fatto un racconto sulle ville del Novecento di Lignano Pineta, non so se qualcuno di voi ha avuto l'occasione di vederle, insomma, hanno delle architetture particolari. Ancora Maria Daris, Il ponte sommerso, che è il ponte romano a Palazzolo dello Stella. Poi abbiamo la Via dei Borghi, e qui abbiamo un racconto su Borgo Grazzano, Udine, di Mattia. Un racconto di Andrea Maggi, e quando parlavamo prima di voci diverse, lui ha fatto un racconto, peraltro spassosissimo, visionario sì, dove lui immagina un Kim Jong-un che arriva a Pordenone, praticamente la conquista, e quindi decide di buttare giù tutti i palazzi storici della città per farci le sue cose. Quindi il racconto è veramente molto divertente, e il titolo è appunto Kim Jong-un in Contrada Maggiore. Poi abbiamo un racconto di Anna Valerugo su Poffabro, Pian delle streghe. Il racconto di Luca Quarin sul Topo di Travesio, La nostalgia. Lì compaiono Hemingway, Aveninchi e Toporov, bellissimo. Vecchi compagni di scuola di Renzo Corazza su Spilimbergo, che è il nostro associato che al momento è in cammino a piedi per andare alla Dunata degli Alpini. Poi abbiamo la Via degli Andanti, e qui abbiamo Elisa Bagnoli, che ha scritto di Udine Piazza Garibaldi. In Piazza Garibaldi a Udine c'è un vecchio convento che oggi è un'osteria, è l'Osteria ai Barnabiti, e quindi lei ha scritto quel racconto lì. Poi ci sono Gli ospiti di Enzo Comin, e lui ha dedicato il suo racconto all'ospitale di San Giovanni e San Tommaso a Maiano. Particolarmente ribelli è un racconto che ha scritto Alessandro Bagnoli sulla chiesa di Sant'Antonio Abate, in particolare su un affresco di questa chiesa, San Daniele del Friuli. Poi abbiamo Un ponte e due ponti, e qua siamo a Pinzano al Tagliamento, Lorenzo della Savia. E poi Sofia Betuzzi ha scritto un racconto dedicato all'oasi naturalistica dei quadri di Fagagna, dove ci sono le cicogne. Via dei Sassi. E qui abbiamo Udine, che qua Via dei Sassi ci è venuta in mente la salita al castello, che è fatta di Ciottolato, e quindi Elisa Bagnoli ha scritto Il portale. Poi abbiamo Pierluigi Porazzi, che qui in Friuli Venezia Giulia è conosciuto un po' come il re del noir, del giallo, che ha provato a scrivere un racconto fuori dalla sua zona di comfort, che è quella del giallo, e ha scritto veramente un racconto molto carino su Tarcetto e sul fiume Torre. Lui abita peraltro a 15 metri dal fiume,
io lo conosco bene, insomma è mio amico fraterno, ha scritto Una passeggiata. Poi Vincenzo Sarcinelli Venzone, quello che hanno trovato sul posto, si intitola il racconto. Enzo Martinez ha dedicato un racconto all'ossario di Gemona, non so se avete presente, ma nel Duomo di Gemona, anzi dietro il Duomo di Gemona, c'è uno splendido ossario che vi consiglio di andare a visitare. Non so se si debba prenotare la visita, ma è un posto meraviglioso, molto suggestivo. Elias Buzzi, Sussurri dal passato, ha dedicato una storia ad Artegna e quindi al castello e al suo belvedere. Via delle Grotte, abbiamo di nuovo Roberto De Biagio che ha scritto su Udine e sulle gallerie del Tiepolo. Poi abbiamo Andrea Bellavite, Il patriarca e i veterani, civilale ipogeocetico. Il riparo di Biarzo, che è un riparo preistorico, l'autrice è Paola Zandomenico. Daniela Foschi ha scritto un racconto dedicato alla grotta di San Giovanni d'Antro. E Cristiano Sasha Fornaciari ha scritto sulla chiesa di Ramandolo di Nimis. E infine la via del Carso, che in realtà non è un petalo ma è un po' il manico di questa Margherita ipotetica. E qui abbiamo Luca Ponti che ha ambientato il suo racconto a Udine nel Duomo. Poi abbiamo un altro racconto mio dedicato alla chiesa di San Giovanni in Tuba, Luino Busina. Alessandra Nardon ha dedicato un racconto al sentiero Rilke, che è il sentiero che da Duino a Usina Sistiana, splendido. Giorgio Micheli ha dedicato un racconto, continuiamo proprio ad andare verso il mare, quindi al parco, al castello di Miramare. E infine Sara Benedetto a Trieste, alla vecchia strada napoleonica. E quindi così li ho citati tutti e sono a posto con la coscienza. Marketing, questo dobbiamo dirlo, che non è assolutamente un'operazione di marketing o di promozione del territorio fine a sé stante o mercenario, assolutamente nasce con tutt'altro spirito, cioè anzi ha un animo. Sì, mi sembra sempre giusto nominarli tutti, perché è stata proprio una cosa che abbiamo fatto insieme e insieme dobbiamo continuare a portarla avanti. Io ogni volta che posso vengo alle presentazioni e ogni volta a costo di sembrare un po' noiosa, però per 5 minuti voglio nominarli tutti. No, è giustissimo, si amplierà poi il discorso, penso che sia un'inizio. Sì. Mi piacerebbe. Sì, ne arriverà. Abbiamo un'idea che sta friggendo nella friggitrice ad aria del nostro cervello, nel senso che arriverà un altro libro. Ne stavamo proprio parlando l'altra settimana con Antonella e questa volta però, e credo che lanceremo l'idea agli associati verso la fine, insomma i primi mesi dell'autunno di quest'anno, ci piacerebbe toccare l'argomento cucina, vecchie ricette legate alla tradizione, però non dico altro, non spoiler. Beh, sarebbe bello un domani anche, visto la capitale della cultura, immaginare di fare un'altra Margherita intorno a Nova Gorizia e Gorizia e coinvolgere questi spettacolari luoghi che ci sono anche nella Slovenia, soprattutto nella regione della Primorska, a noi più vicina, no? Così assolutamente. È un modo, questo è un modo per conoscere, sì, non di marketing ma per amare. Questo nasce dall'amore per il territorio, questo libro. Sì, cioè la prefazione lo dice, la prefazione di Antonella dice che questo libro è proprio un atto d'amore nei confronti del nostro territorio, e lo è a tutti gli effetti. Sentiamo l'ultimo pezzo, che purtroppo l'abbiamo già spoilerato, ma vai. Il patriarca e i veterani. Il patriarca di Aquileia Callisto era un uomo molto intraprendente e certamente più temuto che amato dai suoi sudditi. Dopo la minaccia dell'ennesima incursione dalla valle della Vipava, decise di cambiare aria e da Cormons si spostò con tutta la curia pochi chilometri più a ovest. I Longobardi avevano infatti da poco rinverdito i fasti di un'antica città. E fu così che nell'anno del Signore 737 si fece costruire un bel palazzo e andò ad abitare a Civitas Fori Iuli. Callisto
trascinato da una parte da un autentico afflato religioso, dall'altro da un carattere piuttosto impulsivo. Fu entusiasta della nuova sistemazione. Il vivace fiume Natisone riempiva di un dolce sussurro le strette vie della città e l'immensa piramide del Mataiur infondeva in tutti un senso di sicurezza e protezione. Il presule teneva sotto controllo le mosse della potente badessa del monastero delle Benedettine di Santa Maria in Valle. Non nascondeva un certo fastidio per i favori del re, che aveva promosso la costruzione di una meravigliosa cappella chiamata Tempietto per le preghiere quotidiane delle monache. Per non essere da meno, lo stesso patriarca aveva deciso di avviare la costruzione di una cattedrale degna delle gloriose memorie aquileiesi. Aveva permesso al duca Rattis di finanziare uno splendido altare e il battistero ottagonale era stato completato ancora prima della consacrazione della basilica. C'era, tuttavia, un luogo che a Callisto proprio non piaceva, soprattutto perché, per ordine del duca, l'accesso era precluso a tutti coloro che non facessero parte della misteriosa comunità dei veterani, nella quale si poteva entrare solo dopo aver completato un impegnativo percorso iniziatico. Una notte d'inverno, incappucciato come gli altri, approfittò dell'oscurità per confondersi con il gruppo e partecipare a una delle loro stravaganti sedute. Dopo aver varcato una porticina sgangherata, era sceso nel buio, intuendo sotto i suoi piedi i lisci gradoni scavati nella roccia. Furono accese poche candele e nella luce fioca si intuiva una costruzione sotterranea caratterizzata da alcuni corridoi convergenti. Oltre la parete si poteva sentire il mormorio del Natisone. Forse addirittura un piccolo ruscello attraversava cantilenando le ombre. Quando i ceri furono collocati sui supporti, Callisto sussultò. La luce tremolante accendeva di bagliori sinistri i rudimentali occhi di 3 strani mascheroni scolpiti nella pietra viva. Le bocche mostruose sembravano muoversi, come storcendosi nel tentativo di emettere un gutturale mugugno. Una voce cavernosa ruppe il silenzio. Era come se scaturisse dalle profondità della terra e proveniva, invece, da una figura in piedi, con un vestito tessuto di tenebre, e per un istante un anello d'oro fu illuminato da una fiammella capricciosa. Il sacerdote inneggiava all'acqua del santo fiume, all'aria rarefatta dell'antro, soprattutto al fuoco capace di infondere calore, purificare, generare tutto ciò che esiste. Pregava la vita diffusa nei boschi, sui monti, nelle case, lodava ed esaltava la madre terra. Il patriarca ne aveva abbastanza. Erano riti pagani contro i quali, pur non avendo mai partecipato di persona, si era già scagliato in passato perseguitando i sacerdoti, rendendo schiavi i loro discepoli. Ne aveva sentito parlare durante le sue visite alle comunità nella selvaggia valle dello Iudrio, in quella parallela dell'Isonzo, perfino dai minatori nelle cave del Castellum Silicanum. Attese la fine del rito magico e lo spegnimento di tutte le candele per sgattaiolare fuori sulla via, con la speranza di non essere stato riconosciuto da nessuno. Callisto sapeva della sopravvivenza di credenze e rituali ancestrali, ma non poteva accettare che proprio sotto il suo palazzo, presso il bel pozzo di cui andava tanto fiero, si svolgessero rituali magici che irridevano alle verità dogmatiche della Chiesa, delle quali egli si sentiva depositario. Quella notte comprese che il luogo chiamato da tutti, chissà perché poi, ipogeo celtico, era il centro nevralgico di tale sistema di culti pagani e decise di passare alle maniere forti. Quel sito doveva essere annientato, tanto più
perché si vociferava dell'imminente insediamento nelle valli di nuove popolazioni provenienti dalla Carantania. Era già stata decisa una campagna missionaria per forzare la loro conversione, ma bisognava quanto prima sbarazzarsi di quella anacronistica concorrenza. Rese partecipe del suo disegno solo il vicario generale, che si dichiarò convinto della necessità di purificare col fuoco quell'antro di perdizione. I due si riunirono nella cella più appartata del palazzo patriarcale e predisposero un piano d'azione. Fissarono l'appuntamento per la successiva mezzanotte. Il patriarca avrebbe controllato le strade per garantire che non ci fosse nessuno in giro, mentre il complice avrebbe appiccato il fuoco, sottraendo così per sempre alla storia quei terribili mascheroni demoniaci. Per suggellare l'accordo, il principale collaboratore di Callisto trasse fuori dal mantello una bottiglia di prezioso traminer di Aquileia e lo versò con religiosa delicatezza in 2 bicchieri di vetro trasparente. Il patriarca contemplò compiaciuto il colore smeraldino, assaporò con voluttà i primi sorsi e crollò a terra, senza emettere un solo lamento. Il vicario sistemò con cura la stanza, nascose i segni della sua presenza e raggiunse rapidamente le gelide pietre delle vie di Cividale. Il sole suscitò un maligno bagliore dall'anello d'oro che portava al dito. Fantasie. Allora, il tempo corre e adesso darei la parola a Cora dell'azienda Le Due Terre, Vignaioli di Prepotto. Vuoi un microfono? Come volevi, non ho tanta voce, quindi forse è meglio. Tra l'altro, buonasera a tutti e volevo ringraziare Fares innanzitutto che mi ha invitato coinvolta e anche per la bella presentazione e anche l'associazione del gruppo delle 18.03 per l'invito. E volevo farvi anche i complimenti perché mi è piaciuta veramente tanto la presentazione, l'idea e tra l'altro scusate se ho il telefono in mano ma c'è un motivo perché prima di annoiarvi con la storia della mia azienda prima di iniziare ho letto la prefazione del vostro libro e c'è una frase che secondo me accomuna molto anche il mondo della viticoltura attenta e giusta a cui io mi sento di appartenere assieme anche a altri miei colleghi che mi hanno preceduta negli incontri precedenti, scusate la ripetizione. Quindi ve lo leggo solo poi per partire, ma mi ha molto colpito questo che è stato scritto, il senso di appartenenza, il profondo legame che ci unisce alla nostra terra. E per me questo è un valore assoluto, proprio perché già da ragazzino ho deciso di seguire le orme dei miei genitori nella loro azienda, che è stata la loro creazione, noi ci troviamo a Prepotto, quindi anche vicino ai luoghi dei racconti di cui avete parlato fino a poco fa. È un'azienda molto piccola di circa 4 ettari, 3 ettari e mezzo sono di proprietà e mezzo ettaro in affitto. La cosa bella che hanno creato i miei genitori appunto è questa realtà molto piccola che volutamente è rimasta piccola a misura d'uomo perché la gestiamo direttamente noi 3 di famiglia, io sono figlia unica quindi appunto ho raccolto veramente le redini della realtà del primo figlio dei miei genitori, mi viene quasi da dire, io sono la secondogenita da questo punto di vista e mi sento anche un po' custode del territorio perché se tutti i figli dei produttori, dei contadini, delle piccole realtà che ci sono su questo territorio continuassero a custodire la terra, l'anima, i racconti, la storia che portano con sé tutte queste piccole realtà,
sarebbe una regione ancora più ricca, ancora più viva, ci sarebbero ancora dei bellissimi racconti nuovi da scrivere e quindi veramente sono molto contenta di essere stata associata a questo libro. E per tornare un po' all'azienda, così poi vi lascio liberi, possiamo andare a assaggiare. Dicevo, siamo molto piccoli, ci dedichiamo all'agricoltura biologica da sempre, dal 1984, anno di fondazione dell'azienda, e anni in cui non si parlava ancora di questo movimento che ormai è molto vivo, che è quello del vino naturale. Quindi i nostri sono vini puliti, si può dire praticamente solo uva fermentata. Facciamo principalmente vini rossi e questo un po' ci rende particolari per la realtà friulana, ma Prepotto, che è il nostro comune d'appartenenza, è una zona particolarmente evocante di vitigno Vacca Rossa, ma in realtà oggi assaggeremo il nostro unico bianco. I vini prodotti sono 4, abbiamo appunto un bianco che è un paggio di autoctoni che sono il Tokai friulano e la ribolla gialla. Facciamo vini che invecchiano anche in cantina prima di essere messi sul mercato, quindi oltre a fare un grandissimo lavoro di cura in vigna aspettiamo ben 2 anni prima di metterli in commercio. Oggi assaggerete l'annato 2023 e niente, spero che vi piaccia, non vado oltre perché sennò poi vado avanti. Sono abituata a fare le presentazioni ma non voglio annoiarvi, quindi grazie ancora a tutti. Avete detto tutto quello che onestamente si poteva dire. Io ringrazio Andrea perché mi ha stimolato la presentazione di questo libro che poi ho letto, ma al quale ho detto sì prima di leggerlo, ma so che Andrea è una garanzia. Poi Maria Elena è stata nostra ospite e quindi la conosco, come anche Cristina, quindi sono veramente contento che abbiano presentato il libro e sono contento che ci sia stato perché meritava veramente un pubblico adeguato a questa presentazione. Devo dire che ascoltando Enrico dicevo che sì, ho letto questi racconti ed erano racconti belli, ma avendoli ascoltati, interpretati, così come ha fatto Enrico questa sera, devo dire che sono veramente ancora molto belli, senza nulla togliere ovviamente alla scrittura, ma l'interpretazione è stata veramente ottima. Ringrazio i nostri ospiti che non sono in realtà ospiti ma fanno parte un po' del nostro giro. Ringrazio i produttori Fares e la tenuta di cui assaggeremo adesso i vini. Vi invito ai prossimi appuntamenti. Adesso questa settimana abbiamo concluso e andremo al 29 e al 30. Ricordo che al 30 saremo in stazione dei treni a Gorizia, dove la nostra associazione è nata nel 2008 e poi concluderemo ovviamente con la proclamazione e la presentazione del premio letterario dedicato a Roberto Visintin. Quindi quando vi sarà possibile venite, cercheremo di non tradire le aspettative. Alla prossima, grazie.